Siamo arrivati all'11ª di campionato, la squadra è fatta. Con la partita con il Dossobuono potevamo fare un passettino verso la vetta, invece la vittoria del Zevio e il nostro pareggio ce l'hanno fatto fare uno indietro. Ci mancavano un paio di colonne per squalifica, qualcuno era dolorante e non ha dato il massimo, ma abbiamo avuto un intero tempo per poter vincerla e siamo riusciti a non perderla. Guardiamoci la sintesi con qualche preoccupazione per la prossima partita con l'Audace. Comincia il primo tempo, la battuta del Dossobuono. Per i primi 10 minuti le squadre si studiano, poi c'è la prima azione del Santa Lucia, l'assaggio di Ambrosio per Ziviani che seguito da due difensori riesce a metterla per Varano, il suo tiro è ribattuto, poi la palla carambola fra Fiero e i difensori e l'azione sfuma. E nuova azione, Arduini Badia Benfatti che tira, il suo tiro supera la traversa. Al 16° punizione battuta da Salvagno che esce sulla destra della porta di Albertini. Ed è ancora Santa Lucia, Ambrosio lancia Ziviani sulla sinistra del campo, si libera di un difensore e riesce a metterla per Badia, tacco per Varano, il suo tiro sfiora il palo alla sinistra della porta. Punizione per il Dossobuono battuto da Multari, un compagno tenta di controllare di petto, poi la palla carambola fra i difensori e l'azione sfuma. Rimessa per il Dossobuono, scambio e tiro per Rittore Para. Alla mezz'ora c'è questa punizione per il Santa Lucia, battuta di Salvagno, la palla colpisce la testa di un difensore, successivamente il ginocchio di un altro e si avvia verso la porta accompagnata da Ziviani. Resta il dubbio tra gol e autogol, ma il vantaggio è sicuro. Adesso vedremo. Alla ripresa il Dossobuono si lancia con questa discesa verso la nostra porta. È Limer per un compagno che la mette per Speri, pur contrastato da Salvagno riesce a centrare, Limer e Ambrosio si scontrano e l'arbitro assegna un rigore. Territtore intuisce la battuta di Ferrari, ma la palla entra sulla destra della porta. Alla ripresa del gioco c'è questo passaggio di Olivieri per Salvagno, lancio per la testa di Ziviani che la mette per Badia, contrastato dai difensori, la palla è messa in calcio d'angolo. E ancora un'azione, rimessa di Benfatti per Ambrosio, il suo tiro supera la traversa. Adesso è Dossobuono, Speri per El Imer, poi sulla rimessa di Peritore Ferrari la spara alle stelle. Cambio di campo, Ambrosio per Varano sulla sinistra del campo, fa un ottimo assist per Ziviani che si mangia il gol più grande della sua carriera. Probabilmente sono un po' sconvolto dal gol mancato, vediamo questa azione. Ambrosio riceve palla e lancia Ziviani sulla sinistra del campo, si libera del difensore, riesce a centrarla, poi non vedo bene, sembra Pasini che la spara sopra la traversa. Siamo alla fine del primo tempo, c'è questa punizione per il Dossobuono, non si decidono più a batterla, poi c'è questo scambio e questo tiro che chiude il primo tempo e la palla finisce a fondo campo. Comincia il secondo tempo, batte Santa Lucia.
In apertura del secondo tempo c'è questa azione, Varano viene lanciato e si invola, la mette per Salvagno che riesce a tirare, il suo tiro è deviato da Albertini sopra la traversa. Reazione del Dossobuono, Olioso è lanciato in avanti ma è fermato dalla bandierina del guardalinee, nonostante il fischio prosegue, ottimo pallonetto ma il gol è annullato. Rimessa a Dossobuono e Quisetto per Ferrari che si svincola fra i difensori e la passa a Multari, il suo tiro sfiora il palo a sinistra della porta di Peritore. E siamo al 14esimo, Ziviani ha qualche problema e deve essere sostituito da Riva. La partita riprende, Olivieri per Viola che la mette a Belfanti sulla destra del campo, traversone parata di Albertini. Discesa di Quisetto contrastato da Pasini che si becca il suo primo giallo. E adesso una punizione battuta dal Dossobuono, colpo di testa di Olivieri e tiro contro la nostra porta, Peritore respinge, Ferrari recupera, la mette per Rainero che la spara a fondo campo. Ed è ancora Dossobuono e Quisetto fa questo lungo lancio in avanti, Ferrari tenta di superare Peritore con un pallonetto ma la palla finisce a lato. Punizione per il Santa Lucia battuta da Varano, la barriera respinge, sulla respinta il suo tiro esce a fondo campo. Sulla lunga rimessa di Albertini c'è una respinta di Pasini, sulla ripartenza Pasini commette un altro fallo, prende il giallo e successivamente il rosso. Al 25esimo del secondo tempo Pasini ci lascia e restiamo indietro. Prima di riprendere c'è questa sostituzione, Varano lascia il campo ed entra Bresaola. Nonostante l'inferiorità numerica continuiamo ad attaccare. Salvagno recupera palla su questo traversone di Riva, il suo tiro attraversa tutta l'area ed esce a lato. Sostituzione per il Dossobuono, Ferrari lascia il posto a Emanuelli e ci riprova il Dossobuono, Olioso viene servito, centra per Daini che tenta una rovesciata ma la palla è recuperata dalla difesa. Nuova sostituzione e Limer lascia il posto a Poletto. Azione del Dossobuono, Isolani e Quisetto, cross che attraversa l'area, recupero e tiro, Peritore respinge e fallo di Daini su Arduini. Ultime azioni, Olioso per Badia che la mette per Belfanti, si destreggia e arriva al tiro, la difesa recupera. Rimessa Arduini, Salvagno è atterrato in questa maniera in area, per l'arbitro tutto regolare, l'azione prosegue. E ultima azione sulla sinistra del campo, tiro verso la nostra porta, respinta della difesa e fischio dell'arbitro che chiude la partita.